Vitore digitale, puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti imprenditori uniti, in collaborazione con il SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, che vi parla il vostro sparacazzate preferito Federico. Come ben sapete, il venerdì è consacrato alla sicurezza. E quindi oggi siamo rigorosamente in diretta, oggi che è venerdì 7 marzo 2025, dai studi di via Carlo Brerio 41 in Milano. Oggi a Milano un bellissimo sole, sembra primavera inoltrata. Beato chi può stare al parco. Io non posso perché sono qua. Chi parla il vostro sparacazzate preferito Federico, d'altra parte del Canyon Legnoso, la nostra mitica Sveva, che salutiamo, e senza la cui preziosissima opera tutto questo non sarebbe possibile. Tra l'altro domani è anche la festa delle donne, però non si fanno mai gli auguri prima, però noi siamo, avete capito l'importanza delle donne soprattutto in questo studio. A fianco a me c'è lui in diretta oggi qua in presenza da via Carlo Brerio 41, i mitici studi di Radio Libertà. C'è niente po' di meno che Antonio Fellone, coordinatore del Dipartimento Polizia Penitenziaria e Carceri della Lega per Salvini Premier, e soprattutto mannaggia, perché hai troppe cariche, hai troppe cariche. Vedete, quando uno viene a digiuno, segretario generale aggiunto del SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, il nostro mitico Antonio Fellone. Buongiorno a tutti, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica al mondo carcere e alla Polizia Penitenziaria, grazie alla regia, sempre molto gentile, grazie a te Fede, grazie a Mimo, voi siete i padroni di casa. Come sempre non molliamo mai, siamo sempre sul pezzo, però volevo riprenderti perché hai detto soprattutto qua a Radio Libertà le donne. No, domani è la festa di tutte le donne, è ovvio, però scusami, però ci tengo, siccome questa era una radio caserma fino a qualche mese no. fa, invece le cose è... sono un po' di primavera, è entrata anche in questa radio, possiamo dire. Faccio una precisazione, non è retorica, ovviamente. Ricordatevi di rispettarle sempre, dal 1° gennaio al 31 dicembre, non solo domani che è l'8 marzo. No, domani comprate un po' di mimose, facciamo girare l'economia, no? E a proposito di mimose, c'è anche Mimo Magnetta, questo simpatico. Buongiorno e buon ascolto a tutte. E io aggiungo una cosa, non solo le mimose, che ormai sono diventate un dominio di tutti i vari fioristi abusivi, ci stanno anche le rose molto belle. Io alla mia signora gli regalerò appunto un mazzo di rose. Ecco, quindi sappiamo già la canzone che devo mettere tra la prima e la seconda metà. Oh, mi sono emozionato. Sì. Cioè, guarda qua. La pelle d'oca. La pelle d'oca. E come si dice a Bergamo Alta? O Friddengul. Ecco. C'ha la pilo erezione, come si dice in italiano, e non è, io pensavo che era una cosa zozza la pilo erezione, invece vuol dire la pelle d'oca. Comunque mi raccontano sempre il fatto che uno più invecchia più diventa dolce. Mimmo, dolce, cucciolo, veramente. Anche Carmen Conso gli ha fatto la canzone Mimmone, parole di burro. Basta. Ciao Carmen, che ci ascolta sempre anche lei dalle mitiche frequenze di Radio Libertà, dalle Alpi all'Oceano Indiano. Ricordiamo canale 252 del digitale terrestre o le radio DAB. Se siete fortunati avete un'auto nuova, sapete che la radio DAB è di serie nella vostra auto. Invece quelli ancora più ricchi possono vedere il faccione del vostro sparacazzate direttamente sulla loro smart TV se connessa su internet. Tiene internet. Come dicono a Vicenza, meno internet più Cabernet. Quindi invece di vedere il mio faccione fate altro che è meglio. 0292947222, ripeto 0292947222 per chiunque volesse intervenire in diretta. Invece il WhatsApp 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. Diamo voce alla nostra gente. Oggi sarò più buono del solito perché ho detto che sono troppo cattivo, e sapete come uno cattivo ci vuole, perché non possiamo lasciare fare il cattivo solo a
come si chiama Giordano, quello di Rete 4, a Mario Giordano di Rete 4, ragazzi, se Mario Giordano è cattivo io sono peggio di lui, ma oggi mi comporterò bene, l'ho promesso anche a Donato. No, ma non è Mario Giordano che è cattivo, Sì, è Mario Giordano. Donato! Mario Giordano dice solo e esclusivamente la verità, perché fa vedere le cose reali che magari qualcun altro non le fa vedere. Donato! È in forma oggi. Questo è un chiaro invito per il nostro ascoltatore Marco. Sì, ecco, Marco, no. richiamaci, siamo qui ad aspettarti. Sì. Senti Fede, è arrivato un messaggio già su WhatsApp. Leggiamo. Vai, eccolo. Se lo trovo. Eccolo. Domani non è la festa della donna, ma la giornata internazionale della donna. Bisogna ricordare quello che ancora le donne sono costrette a subire anche sul posto di lavoro. Se non hanno il posto fisso, Rosanna, vero? No, scherzo, la gente io sono nel posto fisso. Verissimo, lo sappiamo. Ma io dico comunque a prescindere dal lavoro in generale, perché o che si lavora o che non lavora, la donna va rispettata sempre comunque a prescindere. Quindi anche se chi scrisse donna scrisse danno, ecco, ma ci arrivano 50 messaggi. Ecco. Non è vero, scherzo. Quindi niente, noi nel nostro corpo abbiamo tantissime colleghe, veramente. Sempre di più, tra l'altro, anche molto più di quello che servono, però ce le abbiamo e siamo orgogliosi di averne in abbondanza. Io spero che un giorno loro saranno la maggioranza. Però devo dire la verità, da tante colleghe c'è solo da imparare, perché comunque sono persone estremamente preparate, brave, in gamba, che hanno voglia di fare e soprattutto che tengono in una maniera esagerata la nostra divisa, e questo è fondamentale, è importante, perché l'attaccamento alla divisa è un qualcosa di fondamentale, perché chi fa il nostro lavoro e non è attaccato alla divisa, il mio consiglio è di andarsene su nelle sale segrete, nelle segreterie, sale segrete, e dimettetevi, perché in primis dovete pensare una cosa, che comunque per quella divisa la gente ha dato la vita, la gente fa sacrifici, la gente veramente per anni, finché non è arrivata alla pensione, ci ha messo l'anima, quindi la dovete rispettare. E io una cosa la posso dire, che le nostre colleghe hanno un rispetto assoluto per la divisa. Spesso ti capita di trovare più colleghe, più donne che rispetto a qualche uomo che ha rispetto per la divisa, e questo veramente mi fa un enorme piacere. Poi ripeto, per loro è ancora più difficile, perché spesso devono fare le poliziotte, le mamme, le mogli, e quindi noi sappiamo cosa significa sopportare un marito, perché tutte e tre abbiamo questa disgrazia. Detto questo, quindi auguri a tutte le colleghe per domani, veramente dal profondo del cuore. E tanto siamo, tra l'altro, la polizia penitenziaria ha la sua particolarità, che il vertice, alla faccia del gender gaps, è nettamente rosa. Addirittura il capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria è una donna. Certo. Non era mai successo. Sapete che la stragrande maggioranza dei ruoli dirigenti e dei comandanti è sempre donna, quindi fa capire che anche se è un corpo bistrattato di torturatori aguzzini, almeno leggendo il Domani, in verità tutta questa cattiveria è capitanata dall'altra metà del cielo. No, ovviamente scherzo, perché non è assolutamente il contrario. In tanti istituti il vertice, se parliamo di direzioni, è di sesso femminile, anche tantissimi comandanti. Sì. Voglio dire, il nostro ambiente è pieno. La stragrande maggioranza. Ne approfitto, se vedo che ci sta seguendo dai social, mi fa piacere, perché qui da Radio Libertà in Milano, via Carlo Brero 41, ci seguono anche da Agrigento, Polizia Penitenziaria Agrigento, che per chi non lo sapesse è in Sicilia. Agragas, la nostra capitale della cultura. Quindi un saluto, un bacione, vuol dire che qualcosa di culturale ce l'abbiamo. Pensate un po', se ci vogliamo seguono salutare anche il nostro amico che ci ha salutato, Francesco Picozzi. Ci ha Numero salutato 1 dai social. Ciao Antonio. Ciao Cesco. Ciao Francesco, un abbraccio grande. Siamo onorati del suo ascolto, dottor Picozzi. Niente. Allora dai, parliamo di cose serie, perché ci stiamo perdendo in una marea di cazzate. Io, come sparacazzate, facilmente mi perderei. Il mio sogno è fare una trasmissione del genere, ma non posso, purtroppo. Le direttive, le regole di ingaggio sono molto più severe per il sottoscritto, e quindi non mi posso perdere in chiacchiere, anche perché accadono un sacco di cose particolari. C'è sempre da parlarne, ovvio. Sì. La novità di questi giorni è che finalmente partiranno, credo da lunedì, i corsi GIO. Finalmente sarà istituito il GIO, il gruppo intervento operativo, poi ci sarà il gruppo di intervento regionale. I colleghi che hanno passato le selezioni partiranno lunedì,
faranno questo corso di formazione per 3 settimane e poi verrà disciplinato il tutto. Questo è un qualcosa di ulteriormente positivo per il nostro corpo, che comunque si nutre di una nuova specializzazione. Comunque è importante, no? Perché sappiamo quello che poi accade negli istituti penitenziari, e avere un supporto, avere un gruppo operativo pronto ad intervenire è un qualcosa di fondamentale e dà serenità anche ai colleghi che lavorano in prima linea tutti i giorni a combattere, che ai noi con certi personaggi che veramente, ripeto, chi non è entrato mai in un carcere non può mai capire quello che si vive all'interno e chi c'è all'interno. Allora io faccio una premessa, perché altrimenti mi dicono sempre che io sono razzista o altro. Allora, nell'istituto penitenziario ci sono vari tipi di detenuti. C'è il detenuto che deve scontare la propria pena, lo sa, rispetta le regole, sa come funziona e rispetta le istituzioni, ma purtroppo ai noi ce ne sono tantissimi che non sono avvezzi al rispetto delle regole, sono pretestuosi, pretendono l'impossibile, e se tu non puoi darglielo, perché la legge è legge e va rispettata, puntualmente ti aggrediscono, ti prendono a cazzotti, come è successo di recente qualche giorno fa a Cremona. A proposito, ne approfitto per dare vicinanza e saluto il collega, che è giovane di servizio, che è stato colpito al volto da un detenuto, l'ha preso per la testa, l'ha sbattuto a terra più volte. Infatti il collega, ho visto le foto e veramente mi spiace, un abbraccio grandissimo, auguri di pronta guarigione. Noi ci troviamo a che fare con questi energumeni che chi, ripeto, non è mai stato in carcere non può capire. Però guardate, io vi dico una cosa: se voi guardate i social o i vari telegiornali, spesso vedete certi personaggi, chi va in giro col coltello, chi col macete, i Maranza, vedete quella roba lì, e il carcere non è altro che lo specchio della società. Se voi entrate in carcere a Milano San Vittore, vi ritrovate quei personaggi che sono all'esterno, li ritrovate poi all'interno degli istituti penitenziari. Ma anche a Brescia me l'ho detto. No, assolutamente, io parlavo di Milano. No, se vediamo l'istituto di Brescia, che è il Nerio Fischione, non è altro che lo specchio della società bresciana in questo momento, dove si vede comunque una massiccia presenza di extracomunitari. Ai noi, non è una questione di essere razzisti, ma purtroppo sono loro, non possiamo dire che sono bresciani o sono modenesi o altro. Insomma, la provenienza è quella. La maggior parte sono nordafricane, che fa una fatica enorme a gestire all'esterno dell'istituto, nonostante tu hai a disposizione in dotazione, no? Il taser o altro. Pensiamo un attimo a chi deve lavorare all'interno dell'istituto penitenziario, che ha mani libere, e se poco tu ti permetti di tener fermo il detenuto con un attimino di forza in più, ecco che ti arriva il reato di tortura. E sappiamo bene che comunque ci sono delle procure che non aspettano altro. Quindi perciò è un lavoro molto difficile e complicato, però io invito a chi ci ascolta, per farsi un attimo un'idea, no, di quello che è il mondo carcere, e di farsi un giro sui social e vedere quello che accade all'esterno, soprattutto zona stazione, centri, dove stiamo vedendo di tutti i colori. Abbiamo visto quello lì che andava in giro ad accoltellare le persone, che poi c'è stato il conflitto a fuoco, il maresciallo dei carabinieri a Rimini, massima vicinanza, e sono tutta la vita sto dalla parte del maresciallo, che poi ha sparato ed è morto. C'è anche la storia dei 2 poliziotti che sono stati martellati da un francese in provincia di Torino, che tentava di rubare una macchina, e questi 2 poliziotti sono stati denunciati. Ma il poliziotto che ha tirato fuori la pistola e ha sparato, perché l'intenzione di questo simpatico francese voileur di auto, insomma, a rubamacchine, era quello di fracassare il cranio a martellate del collega. Lui ha tirato fuori la pistola. Sapete che il poliziotto è indagato. I sindacati di polizia chiedono tutti di muoversi ad approvare il disegno di legge sicurezza, che è però buona notizia. Attenzione, per una volta diamo una buona notizia, mi voglio pregiare di darla io. È arrivata finalmente la discussione del Senato, è stata approvata alla Camera, ora ne stanno discutendo al Senato. Sappiate, cari amici a casa, che se il Senato lo approverà senza modifiche, diventerà finalmente legge dello Stato. Quindi siamo a 3/4 del cammino, è una cosa molto buona. No, ma è un buon disegno di legge questo, ma veramente buono. E viene coinvolta anche nel nostro mondo. C'è stato un parto molto lungo, però speriamo che questo parto finalmente venga portato a termine, che prevede tutta una serie di novità, tra le quali anche il reato di rivolta. Sì, anche la tutela legale. La tutela legale per gli agenti tutti, quindi carabinieri,
certo. Polizia di Stato, Polizia Polizia penitenziaria. penitenziaria e Guardia di Finanza. Ed è una cosa importante perché ogni giorno chi porta una divisa, non solo il sottosegretario Del Mastro, ma chi porta una divisa rischia di o finire in ospedale o finire in procura. Ecco, sappiate che ogni giorno è così. È una situazione Allora, che è insostenibile e pesante, soprattutto se sei papà, padre di famiglia, c'è un mutuo da pagare. Sapete, cari amici a casa, che gli stipendi dei poliziotti, che tu sia carabiniere, finanziere, agente di polizia penitenziaria, gli stipendi non sono stellari. Ecco, chiunque fa una vita normale fa fatica ad andare avanti, come tutti voi che ci ascoltate a casa, gente normale sto parlando. Voglio salutare anche gli amici della gintoneria che purtroppo sono finiti a San Vittore. No, scherzo. Però lasciamo stare, no, dove c'era lo Zanza che con lo spumante annaffiava i cerchi della Ferrari, cose da pazzi. Anzi, appena ha fatto la Guardia di Finanza ad accompagnare questo soggetto. Ovviamente sicuramente dimostrerà la sua innocenza, però certo. insomma, chiudo la parentesi. Però sappiate che trovarsi sospesi dal servizio, perché ogni volta non è bello. Ogni volta che succede una notizia di reato, siano indagati, il rischio di essere sospesi dal servizio è elevatissimo, vuol dire senza stipendio addirittura poi ti devi pagare un legale. E cari amici a casa, vi assicuro che pagare un avvocato è molto molto caro, e con i tempi dei processi una persona rischia di restare, una persona che porta la divisa rischia di stare anni e anni senza stipendio, con lo stipendio a scartamento ridotto, e a doversi addirittura non solo preoccupare come mandare avanti la famiglia, ma pagare un legale. Le spese legali che sono altissime. Fate voi, se è normale, poi devi aspettare tempo successivamente, perché comunque c'è la possibilità di chiedere il rimborso una volta che si è assolti, ma campa cavallo che l'erba cresce. Oppure, intanto devi anticipare già tantissimi soldi. Oppure, scusate cari amici a casa, finisci in ospedale, ti vai in ospedale, non sai come finirai in ospedale, però vi leggo la storia di questo agente di polizia penitenziaria che invece di finire in procura è finito purtroppo in ospedale. Ecco qua, se si carica la pagina che ecco, non si carica, perfetto. Questo è il bello della diretta, che quando si dovrebbe caricare una cosa non si Vabbè, carica. ma bene o male, perdonami Fede se replico questa cosa, purtroppo ai noi questo sta accadendo in tantissimi istituti dello Stivale, perché all'interno degli istituti penitenziari oggi vedi c'è la presenza di persone malate, persone pazze, squilibrate, e quindi tu che sei in prima linea lavori lo sai certamente meglio di me. Cosa accade? Accade che comunque tu non sei preparato a gestire certe dinamiche e certe persone. Ci vorrebbero dei medici, dei dottori. L'abbiamo detto già tantissime volte, con la chiusura degli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, dove all'interno vi erano presenti questa tipologia di detenuti, gente che malata, quindi veniva gestita dagli OPG, e tu all'interno degli studi penitenziari ti trovavi solo detenuti magari non avvezzi al rispetto delle regole, magari poi riuscivi a gestirlo, ma quando tu comunque ti devi confrontare con persone che sono malate, non rispondono ai comandi, pazzi, si arrampicano sui tetti, tu gli dici non è possibile e ti dà la capocciata, perché capita anche ti lanciano questo. i mobili, sgabelli. Ecco, questo sono cose che vedevano, mi è capitato di vedere anni fa, nel 2006 nel 2007, ho lavorato per un paio di mesi all'OPG di Aversa, e là li vedevi, ma lì noi sono pazzi, sono detenuti pazzi, e quindi c'era poi un sistema diverso per gestirli. Ma anche chi non è pazzo, perché purtroppo in alcuni istituti penitenziari ci sono alcuni dirigenti che fanno passare l'idea che puoi fare quello che vuoi e non ti succede niente, e accade sempre di più. Poi qualcuno pensa male. A pensare male si fa peccato, ma si fa sempre bene, perché poi a volte sembra che ci sia anche un motivo ideologico per cui si lascia fare quello che si vuole a questi soggetti. E raccontiamo quello che è accaduto a Cremona, scusami se ti interrompo, in poche parole, perché attenzione, un italiano finalmente, un detenuto di origine italiana di circa 50 anni, sarà Repubblica e domani stanno facendo la festa, sono contento, ha aggredito prima con una testata e poi con calci e pugni l'agente addetto alla sezione, poiché non voleva rientrare in cella dalla socialità, spiegano i sindacati locali. L'immediato ausilio di alto personale di polizia penitenziaria ha evitato il peggio per la gente, che comunque ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso del nosocomio cittadino, dove è stato dimesso con una prognosi di 6 giorni. Quanto è avvenuto inaccettabile. Qua è lunghissimo, comunque. Sì, ai colleghi di Cremona, in particolare alla gente contusa, vanno la nostra vicinanza e il nostro apprezzamento, così dicono i sindacati. E qua poi abbiamo
la politica che dà la solidarietà, è lunghissimo l'articolo, però per farvi capire È quello quello che che- accade ogni giorno. È quello che ti dicevo io prima. Questo è quello che è accaduto a Cremona qualche giorno fa e ripeto. Ma non solo a Oh. Cremona, scusami, non voglio infierire, però andiamo avanti. Sai che la rassegna stampa è la mia, Certo. insomma, croce delizia. Qua, Primo Canale, Liguria, detenuto distrugge una cella, appicca un incendio, poi attacca i poliziotti con una lama. Cioè, questo è un artista, quest'uomo. Fede, ma è quello che ti dicevo io prima, no? Quello che accade all'esterno, il calcio non è altro che lo specchio della società. Ragazzi, È lo sono specchio tutte degli- cose accadute negli ultimi giorni, cioè non sono cose accadute in un anno, che vabbè ci sta, è una cosa davvero con un'intensità abbastanza netta. Anche per questo serve velocemente l'approvazione Però, guarda, del decreto sicurezza, secondo me- del disegno di legge sicurezza. Pardon. Secondo me, però, più mai come questa volta dobbiamo dare ragione alla Salis. Il carcere va chiuso, non serve. Cioè, perché le devi tenere in carcere questi poverini? Dai, Io li lasciamoli per strada, così. Io li metterei tutti in centro, Sì, sotto sì, i sì. palazzi dove abitano certi soggetti, così poi E vedono. insiste, è andata proprio a Marassi qualche giorno Anzi. fa e anche da Marassi ha detto che le carceri, secondo Anzi, secondo la Salis, io ingaggerei Batman. Tanto Cioè, non serve a niente tutto questo, solo lui ci può salvare. Il problema è che servirebbero 200 Batman, perché abbiamo 120 capoluoghi di provincia, un'altra ottantina di città che Io sono non lo abbastanza so, guarda. grandi di celle, quindi a 200 Batman cercasi. Chiamare 0292947222 per chiunque volesse portare la legge mascherato. Ma dalla regia ci dicono che è ora del break pubblicitario, quindi pubblicità, torniamo subito. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Ecco. Allora, ci tengo a precisare che io prendo le distanze da questa scelta No, io musicale, ma è questa stata una rosa scelta la dedico a tutte le donne che Ma ci ci ascoltano. Non mancherebbe, potevamo cominciare non prendo le in altri- distanze dal Non- messaggio che è assolutamente bellissimo. meraviglioso. Io c'è Anche una da rosa. parte mia una rosa per tutte le donne del mondo. A proposito di rose, c'è una rosa che mi Però ascolta da prendo casa. assolutamente le distanze da questa canzone perché La mia Rosanna che mi ascolta da casa, quindi la Calli. dedico a lei. Oh, ma visto che gira lo zucchero in questa e radio anche oggi? Oh. alla,
tra Mimmo che è zuccheroso, quest'altro che è zuccheroso. E anche la mia Rosellina Giorgia gliela voglio dedicare, ok? Guarda, Anche oggi, Antonio alle sue donne a cui oggi, dedicarle, a tutte le donne che rapportano la divisa della ci polizia mancherebbe penitenziaria. altro. E anche la nostra Sveva. Non è che siamo cafoni qua che mangiamo. Il venerdì c'è anche, è il giorno della musica neomelodica sulla Libertà, quindi noi siamo orgogliosi di Il portare... venerdì? Sì. Ma dopo le 4? No, durante questa trasmissione l'ho deciso io. Oltre alla moschea, al venerdì c'è la musica neomelodica e alla faccia della Catalogna, di tutti gli indipendentisti di tutta Europa, non esiste nessun'altra parte d'Europa che ha una musica tutta sua come la città di Napoli e la Campania, e addirittura c'è gente che dalla Sicilia canta in napoletano, gente di tutto il mondo che viene a cantare in napoletano. Ascoltami, che la musica napoletana è conosciuta in tutto il mondo, chapeau, cioè, vengo dalla Campania, è un unicum, Antonio, non vengo questo... dalla Val d'Aosta, però voi, con tutto il rispetto della Val d'Aosta, pronto, sono di Aosta io! No, con tutto il rispetto della Val d'Aosta, quindi è ovvio che apprezzo la musica napoletana, come posso dire, che è conosciuta in tutto il mondo, voglio dire, è un'arte, e questo per noi deve essere un vanto, però... Un bisou pour tous les amis della Val d'Aosta. Ecco, adesso alterna Val d'Aosta, Campania, Pottaggia Purtana Rose. Cioè, io sono napoletano, cioè voglio dire, campano, quindi per me chapeau. Però voglio dire, i nostri ascoltatori magari preferivano... No, assolutamente, canzone. questo è solo l'inizio. Ok. No, volevo, guarda, mi puoi leggere questo articolo? Perché la gente deve sapere, Come dici i miei amici della Brianza, la gente devono sapere. Torniamo seri, ma veramente la Salis che va a San Vittore prima e a Marassi poi, e all'esterno degli istituti dice testuali parole: il carcere va chiuso. E io gli rispondo: cara Salis, ma i delinquenti te li porti a casa tua? Punto interrogativo. In quelle occupate poi, sì. Vabbè, ma parliamo di persone che comunque sono passate dal carcere all'Europarlamento. Detto questo, invece, un'altra cosa che a me fa ridere è un altro articolo. Questa volta chi urla chiudiamo le carceri minorili è l'onorevole Cucchi, Ilaria Cucchi, che all'esterno dell'istituto dell'IPM di Roma manifesta e dice chiudiamo istituti per minori. Ilaria Cucchi evidentemente vive a Roma, e a Roma magari non sentono il peso di quello che accade in tutte le città d'Italia con queste baby gang, con i Maranza e con altro. Però vorrei ricordare alla signora Ilaria Cucchi che spesso nelle città, parliamo dove vivo io, Brescia, Bergamo, Cremona, Milano, e sto parlando, la fonte è il Domani, sempre il nostro giornale amico preferito. Un saluto alla redazione del Domani, con cui siamo gemellati. No, io ho invitato e continuo ad invitare Nello Trocchia, il giornalista Nello Trocchia, quando vuole sarà nostro ospite, mi farebbe veramente piacere scambiare due chiacchiere con lui. Perdonami Antonio, ti rubo il microfono. Nello Trocchia non può venire perché Nello Trocchia stava l'altro giorno intervistato sul Terzo Canale, quello che noi tutti paghiamo, e hanno parlato per un sacco di tempo di giustizia, di galera, di problemi vari. Col cacchio che quello viene qua, ma ti pare c'ha la possibilità di andare sulla terza rete a parlare ma per un sacco di tempo, che fa, viene da noi? E la colpa era delle guardie, però ovviamente. È troppo facile usare il proprio giornale facendo degli articoli, attaccando a destra e manca il corpo di polizia penitenziaria, citando persone attaccando anche il nostro Antonio Fellone, ricordiamo. A me non interessa, a me non interessa. Che poi hanno attaccato Antonio, non me, quindi a me non me ne può fregare di meno, però a me non interessa. A me un altro giornale che è uscito scrivendo delle cose, che pure è stata Repubblica, a questo punto secondo me dovrebbe dare delle scuse, quantomeno non a me perché non interessa, ma al comandante del carcere del Beccaria, perché dal mese di settembre che ha preso servizio il commissario Cristoforo al Milano Beccaria, il Milano Beccaria è sparito dai radar, non si sente più. Prima era all'ordine del giorno, quindi noi tocchiamo ferro, ovviamente. C'è assolutamente, facendo tutti i scongiuri del caso. Repubblica non deve dare le scuse a me, ma secondo me deve scusarsi con il commissario Cristoforo, con il sottosegretario Stellari, con chi ha gestito tutto quel cambiamento e che ha portato ottimi risultati. Lavorare per la pubblica amministrazione è anche questo, quindi le scuse vanno fatte a loro, non a me. Ha citato anche me, però amen, va bene così.
Detto ciò, Sì, leggiamo. mi aiuta a trovare un termine non proprio pesante. Comunque, dai, ognuno di noi mettesse il suo. Mi fa veramente puntini, puntini, puntini leggere certe cavolate, perché per me chiedere la chiusura degli istituti per minori significa veramente non conoscere quella che è la realtà italiana. Detto Anzi, questo, purtroppo c'è un'escalation bravissimo, purtroppo, lo diciamo, quando non toccano il tuo sederino, tra virgolette, poco te ne fotti. Scusatemi il francesismo. Occhio che qua c'è qualcuno che ha rischiato la sedia elettrica per una frase simile, caro Vabbè, Antonio. io non è che ho offeso nessuno. Io ho detto, No, però ti dico, ci sono gli ognuno di uffici noi- legali molto più potenti di noi, purtroppo, che io sono ho sempre all'ascolto. generalizzato. Io dico che quando un qualcosa non tocca a te personalmente, te ne fotti, perché dici, ma a me non capiterà mai, però tanto magari dopo una settimana ti può capitare. Poi un'altra cosa che poi mi taccio, vi do la parola, un'altra cosa che mi dà fastidio è che adesso, guarda caso, da quando c'è sto governo, sono aumentati i detenuti minori. Va bene? Perché richiamano sempre il famoso decreto Caivano. Io vi invito a fare una cosa: andate a guardare le statistiche fornite dalla Polizia di Stato, i numeri reali. Si sono triplicati gli omicidi, si sono triplicati i tentati omicidi, si sono quadruplicati violenze sessuali, i reati da parte dei minori, da parte dei minori, certo. sottolineiamo. Quindi sono dati reali. È inutile che date colpa al governo col decreto Caivano o altro. Purtroppo, ai noi, si sono triplicati e in alcuni casi quadruplicati alcuni reati gravi. E fatemi capire, una persona che molestia, una persona che tenta di ammazzare, perché parliamo di tentato omicidio, una persona che commette omicidio o violenta un'altra persona, deve stare in carcere o non deve stare in carcere? Ok, quindi è inutile dire sono aumentati i detenuti, sono aumentati perché i reati si sono quadruplicati, tutto qui. Però basta andare a leggere a volte, perché dare fiato alla bocca giusto tanto per, siamo tutti bravi. Allora abbiamo la prima chiamata della serata allo 0292947222 e la passiamo subito, diamo voce alla nostra gente. Buonasera, chi è, da dove chiama? Buonasera, ciao, sono Aldo da Brescia e volevo dare la mia testimonianza a proposito del signore che vuole chiudere i carceri minorili. Io 15 giorni fa ero in centro a Brescia, via Garibaldi, due gang di extracomunitari magrebini ci sono presi a botte a pomeriggio. Ero lì con mia figlia e l'ho avuto nascondere dietro di me. Quindi io auguro alla signora di non trovarsi in una situazione del genere e poi dire che le carceri vanno chiuse. Si sono presi a cinghiate, hanno rotto i bar, hanno preso sedie. Erano due gang che si davano botte nel pomeriggio senza nessun problema. Quindi prima di dire cavolate, io gli augurerei di trovarsi in una situazione del genere. Una figlia di 9 anni dover nasconderla dietro perché non sapevo né andare a destra o a sinistra perché si stavano scontrando. Quindi non mi sembra il massimo questo. E questo è quello che succede oggi nelle nostre città, specialmente a Brescia, visto da persona. Assolutamente sì. E non solo a Brescia, nella mia città natale Vicenza. Io pure... sono capitato in mezzo, ero lì, quindi parlo per cognizione, ero lì e avevo paura non per me, per mia figlia, perché non sapevo cosa, che la gente lì o coltelli o una bottigliata, qualcosa, perché era una ventina, quindi tu non sapevi né, ero in mezzo alla via, non sapevo se andare a destra, a sinistra, sopra o sotto. Io vivo a Brescia e posso testimoniare che è vero, perché il video sta ancora girando, ha perfettamente ragione. Ma io vivo a Brescia, vivo Brescia nel quotidiano e posso garantire che quello che sta dicendo Aldo, e non ci conosciamo, assolutamente è pura verità, Quindi quando commettono tutti questi tipi di reato, dove li dobbiamo portare? Ma perché non se li portano a casa loro? Ma caro Antonio, a me dispiace anche andare a trovare il tuo retaggio persino a Napoli. Questa è la realtà. Abbiamo gang di minori armati e fine denti che vanno a giocare a fare i camorristi, soprattutto nella periferia sì, di Napoli. Sì. Ragazzi, nella periferia di Napoli. Ma qua non stiamo dicendo che questo accade a Milano e non accade a Napoli, o accade a Palermo o non accade a Catania. Purtroppo è un problema che ci ritroviamo in tutta Italia. La stragrande maggioranza delle volte sono figli di seconda generazione.
spieghiamo bene Sì, cos'è. sono immigrati di seconda generazione, cioè sono figli di cittadini che sono venuti qua Ecco, onestamente sono- anche a lavorare, però purtroppo si danno ad non attività sono poco no. legali, oppure sono minori non accompagnati. Minori non Perché accompagnati dovete che sono sapere immigrati che sono arrivati in Italia senza genitori, da soli, e veramente fai una fatica abnorme a gestirli. Io guarda, perché non si può, io porterei a testimoniare tutti i colleghi che lavorano a giustizia minorile all'interno di istituti penitenziari per minori, perché potrebbero raccontarvi tante di quelle cose che veramente diciamo è impossibile che accada una situazione del genere. Io le conosco perché le conosco, punto, senza dire il motivo. Ho visto, ho avuto l'opportunità di vedere, è veramente un qualcosa di allucinante. Io ho in mente ancora al Beccaria qualche mese fa, con la branda del letto hanno spaccato il blindo, hanno buttato giù il blindo, hanno dato fuoco alla cella e hanno aggredito i colleghi. Così, a gratis, ragazzi di 17, 18, 19, 20 anni. Questi sono i detenuti minori. Quindi sì, va bene, chiudiamo gli istituti per minori. Se chi dice questo se li porta a casa sua, ben venga, li gestisce lei, ci toglie un problema. Ma veramente a volte è meglio tacere davanti a certe cose, perché quando si disconosce del tutto la problematica, quando si disconosce del tutto la realtà di certe cose, a volte la miglior cosa è fare silenzio, perché altrimenti puoi offendere l'intelligenza altrui e soprattutto offendi chi nel quotidiano, passatemi il termine, si fa un mazzo così, mettendo a repentaglio la propria vita, perché no, mettendo a repentaglio degli equilibri familiari, perché tu arrivi a casa distrutto, stressato, litighi con tua moglie, magari non dai retta ai tuoi figli perché sei talmente stressato, che è un nostro lavoro che ti ammazza psicologicamente, se lo fai bene. Perché tantissimi nostri colleghi cercano di avere un rapporto col detenuto, tantissimi nostri colleghi cercano di capire i problemi del detenuto, cercano comunque di incoraggiarlo sotto certi aspetti, di andargli incontro perché ci sono veramente tantissimi detenuti che rispettano le regole, sono persone che si sanno, nel nostro gergo si sanno fare la galera, e tu a queste persone dai tutta la disponibilità di questo mondo, perché sotto una divisa comunque c'è un essere umano. Io conosco tantissimi miei colleghi che hanno compiuto dei gesti veramente da esaltarli, e poi c'è chi Mimmo mi guarda c'è chi ovviamente assolutamente non è avvezzo al rispetto delle regole, e se tu gli dici il primo no che gli dici, minimo ti sputa in faccia o ti dà una capocciata o ti aggredisce. E non è solo caso, Antonio, perché vedi, della serie che uniamo come si chiama, la bontà alle cose nutrienti, come una merendina famosa, la Kinder Fetta al latte. Facciamo pubblicità oggi, un marchettone, vai. Unisci bontà a salute, insomma. Due palazzi, Padova, leggo da telenuovo.it, due palazzi, che è il carcere di Padova, la reclusione, è un po' ancora un'aggressione a un agente di polizia penitenziaria. Nuovo caso di ieri l'articolo, nuovo caso di aggressione di un agente di polizia penitenziaria, questa volta nella casa circondariale di Padova, dove un detenuto ha iniziato ad inveire nei confronti di un medico per farsi dare dei psicofarmaci. A rifiuto del medico, secondo quanto reso noto dai sindacati locali, il detenuto ha cominciato ad agitarsi e, per evitare ulteriori conseguenze, è intervenuto un agente di polizia penitenziaria. Il detenuto a quel punto si è schierato contro il poliziotto, afferrandolo per il bavero e poi per il collo, procurandogli dei graffi e abrasioni. La prontezza dell'agente gli ha permesso di divincolarsi e neutralizzare il detenuto per poi ricondurlo alla ragione ed evitare così ulteriori gravi conseguenze anche al personale presente in area sanitaria. Una volta accompagnato in camera, il detenuto è ritornato ad agitarsi e ha dato fuoco alle lenzuola. Ecco, quindi non solo con gli agenti di polizia penitenziaria, ma basta un no anche da parte del prima. medico, perché poi abbiamo, cioè, nelle carceri italiane ci sono un sacco purtroppo di tossicodipendenti che confondono gente che è fuori di testa, le sostanze stupefacenti per i farmaci, e quindi persone un detenuto che chiedono... a Cremona, sempre in settimana a Cremona, è salito sul tetto. Anche Così. a Monza, caro, anche a Monza, una meravigliosa passeggiata sul tetto del mondo da parte di un detenuto bresciano. È così italiano. Italia, ragazzi, quindi, ci niente. riempie il cuore quando una notizia del genere vede protagonista un detenuto italiano, che vuol dire che esistiamo anche noi. Detto a parte questo, è un qualcosa che sì, Mimmo, finisco. Ma precisiamo una cosa, che se il detenuto che si fa la passeggiata sul tetto cade, se è sfigato muore, se è più sfigato ancora si diventa invalido, lo Stato italiano è tenuto a risarcirlo. Cornuti e mazziati, si dice
un po' in tutte Italia. E non lo mi dire in pare. giro, Mimo, perché sennò qua c'è un sacco di gente che Ma potrebbe avere secondo qualche me, spiccio. guarda, secondo me tocca fare delle riflessioni e degli interventi concreti, tocca assolutamente pensarli, e uno di questi è sempre quello che io dico da un po': bisogna prevedere delle strutture dove rinchiudere queste persone e prevedere queste strutture con personale specializzato, con medici, psichiatri, psicologi, perché questi sono in grado di gestire certe persone. Noi no, noi il nostro corso di formazione parla di tutt'altro. Certamente nessuno di noi è preparato per fare il medico o psichiatra o altro. Noi dobbiamo garantire la sicurezza all'interno e all'esterno dell'istituto. Ma per sicurezza, secondo me, va inteso tutt'altro, non una persona che è malata di mente o uno che non vuole rispettare certe regole e si fa passare per pazzo, perché a volte spesso qualcuno lo fa pure apposta, o sono talmente imbottiti di psicofarmaci che non rispondono più, e di conseguenza il povero Cristo che in quel momento si trova a lavorare in sezione si ritrova davanti questi energumeni che non hanno nulla da perdere, ripeto, perché lo dicevamo prima, uno che sale sul tetto non ha nulla da perdere, uno che incendia così a gratis non ha nulla da perdere. Il problema è uno che questi signori qua pretendono, sanno solo pretendere. Se tu gli dai una cosa è tutto a posto, ma tu gliela dai perché gli spetta, non è che gliela dai per chissà che cosa. Ma ci sono situazioni che loro chiedono che tu non puoi dargli perché non gli spetta. Apriti cielo, apriti cielo. L'agente di sezione non conta più nulla. Voglio parlare con la sorveglianza gli dice di no, l'ispettore di sorveglianza, voglio parlare col comandante, il comandante giustamente gli dice no, voglio parlare col direttore, il direttore giustamente gli dice di no. Dopo 5 minuti questo signore sta spaccando la prima cella disponibile, oppure gli sta dando fuoco. E di conseguenza cosa fa? Cosa fa? Per farsi trasferire o per cercare di ottenere comunque qualcosa, aggredisce il collega che in quel momento lavora in prima linea, in sezione, e quindi è a portata di mano. E cosa fa? Capocciate, sgabellate, lamettate, sputazzate in faccia. Oppure come a Marassi, prima ha fatto esplodere una bomboletta di gas appiccando un incendio in cella, poi ha distrutto tutto rompendo tubi e mattonelle e facendo allagare tutto il piano. Panico e paura nel carcere di Marassi, nella sesta sezione del piano terra, dove ci sono i detenuti violenti. È successo ieri un intervento di 4 ore da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Rileggo: un intervento di 4 ore da parte degli agenti della polizia penitenziaria, che hanno bloccato un carcere, che ha subito tentato di bloccare l'uomo in carcere per atti di furto, resistenza, evasione e traffico di sostanze stupefacenti, in carcere dal 2017 e con un fine pena al 2027. Il detenuto poi ha aggredito con una lama i poliziotti. Vedi? Andiamo sempre a finire lì. Cioè, se tu gli dici sì è tutto a posto, ma tu ovviamente gli dici sì quando è previsto dalla norma, quando è previsto dalla legge. Se gli dici di no perché non è previsto dalla norma, non è previsto dalla legge, scatta il piano B per loro, quindi aggressione, Sì. casini, incendi. Anche perché purtroppo va anche detto che ci sono Poi, alcuni ovviamente, direttori tu che gli devi fanno fare- capire che certo, possono fare tutto certo. questo. Beh, Anzi, ecco, gli viene detto fallo, vai tranquillo, tanto non paghi le conseguenze di quello che fai, e quindi è come buttare la benzina sul fuoco. A me dispiace dirlo, ma va sottolineato. poi tu spesso devi intervenire, hai l'uso consentito della forza, ma in quel caso devi fare attenzione, perché, ripeto, loro ti possono massacrare di mazzate, ma tu non ti puoi difendere, perché se vai un attimo oltre, tocca che poi ti vai a difendere in procura, tocca che cacci i soldi, tocca che ti arriva la sospensione dal servizio e ci rimetti economicamente, psicologicamente, e rischi concretamente di perdere un posto di lavoro. Su questo si dovrebbe lavorare, su questo si deve lavorare, e sono certo, anzi io ho la certezza perché conosco certe dinamiche, su questo si sta lavorando, perché rispetto a quello che tu dicevi prima della DDL sicurezza, no? Che finalmente al Senato, cari amici, dopo un parto lunghissimo, quasi. nemmeno l'elefante ci mette così tanto a parte che partorire. la Lega per volontà del sottosegretario Ostellari e del sottosegretario Molteni ha presentato la tutela legale per tutte le forze di polizia. Questo è un qualcosa di fondamentale importanza, perché ad oggi il collega deve anticipare un sacco di soldi quando si ritrova indagato per fatti attinenti al servizio. Attenzione, parliamo per fatti attinenti al servizio. E grazie a questa proposta della Lega, che ancora ringrazio Ostellari e Molteni, che è presente, ripeto, nel pacchetto del decreto sicurezza, appena approvato, quando diventerà legge,
il collega non dovrà più anticipare nulla, ma ci penserà lo Stato. E alla fine del procedimento, se sarai assolto, nulla devi. Diciamo che sono come i magistrati, ecco, per Ecco, una volta lo Stato difende i suoi un'altra uomini. cosa positiva è il reato di rivolta, perché è un deterrente, perché ad oggi se un detenuto fa una rivolta, fa casino, fa altro, paga veramente poco. Invece col reato di rivolta il detenuto, perciò ti parlavo di deterrente, il detenuto sa che se si permette di fare una rivolta sono veramente puntini. Sono Quindi, chezzi per diabetici, ecco, come dicono in quindi alcune latitudini. pagherà, vedi, perché tante cose, perdonami, Sì. e chiudo, tante cose chi ci ascolta magari ovviamente può capitare, perché chi lavora, chi è impegnato non le sa, perciò è di fondamentale importanza il passaggio del decreto sicurezza, perché anche all'interno del decreto sicurezza ci sono pacchetti che a noi interessano Sì. A principalmente. tutti noi, anche chi è fuori, perché c'è anche la Certo. riforma della polizia locale per farla diventare un vero corpo di polizia e non solo delle persone che staccano le multe. Io come Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria ovviamente mi batto, mi sto battendo, mi batto e mi batterò perché affinché questa battaglia non si vince. Il taser anche alla Polizia Penitenziaria, come Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria mi devo battere, mi batterò, mi sono battuto e continuerò a farlo perché devo capire dov'è l'ostacolo. E Antonio prende anche l'impegno che entro fine legislatura il taser alla polizia penitenziaria sia No, realtà. La sta no, promettendo no, ora, no. ragazzi, segnatelo, mi scrivetelo. mettere in bocca cose che non ho detto. Mm. Ho detto che sarà come Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria della Lega, e ringrazio ancora il vicepremier Matteo Salvini e Armando Siri per questa opportunità che mi è stata data. Mi impegnerò, starò lì, presserò affinché venga dato anche il taser alla Polizia Penitenziaria, ma lungi da me dire non vi preoccupate che entra la chiusura della legislatura avrete il taser. No, io mi batterò e ovviamente chi mi conosce, poi chiudo, chi mi conosce sa che io sono una mosca zezé, sa che io sono, a me da piccolino mi chiamavano Black and Decker, dai, altra marchetta, facciamo pubblicità, perché sono un trapano, io ti entro nel cervello finché tu non mi dici sì, hai ragione, hai vinto, e quindi magari spero di riuscirmi a portare anche questa a casa. Vai Mimmo. Questa era l'intervista che ti volevo fare io. Considerato che appunto tu hai partecipato a questo incontro di tutti i capi dipartimento della Lega, e che hai parlato solo del taser e altro, cioè tu non devi essere un Black Decker e basta, una mosca zezé, tu devi essere una valanga azzurra in questo senso, tu devi indurre il partito, che è quello che ci ospita e che ci dà da tanti anni appunto questo privilegio di arrivare alle orecchie, al cuore della gente. Tu devi essere una valanga, li devi proprio stordire di quelle che sono tutte le necessità, come voi uscite ogni volta storditi dal lavoro con quello che subite ogni giorno. Ecco, tu devi produrre, cioè devi far provare a loro questa sensazione, perciò diventa più cattivo nel senso buono, perché se ogni tua azione, appunto, se ogni discorso che tu fai che ti avviene ascoltato appunto da tutto il vertice della Lega può servire a tirarvi fuori da questa situazione, tu non sarai più il Black Decker, ma tu sarai Sant'Antonio Fellone, e non scherziamo. No, guarda, io l'unica cosa che se vuoi aver miracoli ricorri a Sant'Antonio. Allora, Sant'Antonio nemico tu demonio. ancora gli deve nascere il figlio, aspettiamo appena gli nasce il figlio, vediamo che c'è tutta sta Sant'Antonio energia nemico tu alta, demonio. Dopo alla fine della trasmissione vi devo raccontare un aneddoto su Federico che è bellissimo, mi è accaduto stamattina. Ragazzi, no, volevo rispondere a me. Ah, ok, scusate. No, allora, chi mi conosce da anni e voi due state tra loro, sa che a me non piace fare chiacchiere se le porta il vento, e soprattutto a me non piace prendere per il culo chi mi dà fiducia, e quindi i miei colleghi. Non l'ho mai fatto in 23 anni di attività e mai lo farò. Io l'unica cosa che mi sento di dire è che l'impegno che ci mettevo 23 anni fa ce lo metto adesso con più, magari essendo una persona più matura, con la stessa energia se non di più nonostante l'età, e mi batto, ci metto sempre questa a tutela del nostro corpo, perché io ci tengo veramente in maniera esagerata, e voi lo sapete. Quelle che sono le doglianze che raccolgo tutte le volte che vado negli studi penitenziari, stamattina ero a Bergamo, l'altro giorno ero a Cremona, poi Brescia, giro in continuazione perché a me piace stare tra i colleghi, perché
Uno, sono quelli che ti hanno dato fiducia. Due, sono quelli che ti possono veramente dire quello che accade all'interno degli studi penitenziari, non i giornali o altro, perché i giornali o le televisioni sul carcere possono solo raccontare cazzate, perché non lo vivono, non lo conoscono, quindi possono solo riportare. Nel nostro caso noi lo viviamo, quindi io solo questo mi sento di dire. L'impegno, la passione, la forza, la voglia che ci mettevo 23 anni fa, ce la metto oggi e ce la continuerò a mettere affinché mi viene data fiducia. Tutto qui. Per il resto poi vediamo, il tempo è galantuomo. Allora, qua siamo in chiusura, scusate, ma la voce dei nostri ascoltatori bisogna darla anche alle persone che scrivono sul 340-670-9659, cioè il WhatsApp di Radio Libertà. E abbiamo Stefano Del Brembo che ci scrive questo, dobbiamo dare voce anche a lui come è giusto. Sono Stefano Del Brembo, buonasera a tutti, ho fatto il collegio cattolico a Milano 55 anni fa per 8 anni, mi sento adesso profondamente cristiano, mi dispiace ma non sono d'accordo con voi, ci sono ragazzi irrecuperabili, delinqueranno tutta la vita, sono malvagi e saranno sempre peggio. Mi dispiace, c'è gente che non recupererà più. Grazie a tutti, grazie Spazio Più. Quindi i nostri ascoltatori sono molto più incazzati di chi lavora nelle carceri, anche perché il circo, scusate, lo pagano loro. Come si chiama? Stefano Del Brembo. Stefano, posso solo rispondergli una cosa al volo? Hai perfettamente ragione, ma in un istituto penitenziario ci sono magari detenuti come dici tu irrecuperabili, è vero, perché la recidiva è altissima ad oggi, quindi hai perfettamente ragione, c'è gente che è veramente irrecuperabile. Si dice a Milano, zona est, alla vaga poi ci perde l'acqua e il sapone, poi chi vuole glielo tradurrò. Detto questo, però ci tengo, Stefano, polizia penitenziaria, non come hai scritto tu, mi raccomando, le guardie. Ecco. E invece qua voglio leggere una buona notizia, perché chiudiamo sempre, mi sono imposto di chiudere sempre con le buone notizie. Partiamo da una situazione gravissima. Sapete che la provincia di Foggia è ormai assediata dalla quarta mafia, la situazione era abbastanza pesante, ora ci si sta mettendo una pezza, l'interesse del governo c'è, questo va detto, e anche finalmente nel carcere di Foggia l'ordine piano piano sembra stia tornando. Allora leggo dall'immediato: Foggia, blitz della polizia penitenziaria in carcere, sequestrati droga e telefoni. Operazione disposta dal provveditorato regionale della Puglia. I sindacati dicono agenti professionali dediti al servizio, non aguzzini. Leggo le prime righe, poi giustamente andiamo in chiusura. Un'operazione di grande impatto per contrastare l'introduzione di droga e telefoni cellulari all'interno della casa circondariale di Foggia è quella condotta nella giornata di oggi, cioè il 5 marzo 2025, da un centinaio di agenti della polizia penitenziaria provenienti da tutta la Puglia, su disposizione della dirigenza regionale guidata dal provveditore dottor Berdini, a cui noi facciamo gli applausi e i complimenti. Il blitz eseguito nel rispetto delle norme sulla dignità dei detenuti ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti di vario genere e numerosi dispositivi mobili, strumenti fondamentali per la comunicazione illecita con l'esterno e la gestione dei traffici criminali. A esprimere la soddisfazione per l'operazione sono i sindacati locali. Questa è la polizia penitenziaria, uomini e donne che con professionalità, dedizione e attaccamento al servizio operano in condizioni estremamente difficili. Non siamo aguzzini o picchiatori, ma servitori dello Stato, dicono i rappresentanti locali. E questa era una notizia giusta e buona da dare a tutti. Antonio, andiamo con i saluti, perché sì. Niente, grazie sempre a Radio Libertà, grazie alla regia, grazie a Radio Libertà per lo spazio che dedica al mondo carcere e alla polizia penitenziaria, grazie al padrone di casa. Come l'hai chiamato? Mimoso. Grazie a te Fede che oggi hai sparato più cazzate del solito, ma ti vogliamo bene per questo. Grazie a tutti perché altrimenti c'è da piangere, Antonio. Grazie a tutti per l'ascolto, mi raccomando, Sant'Antonio nemico tu demonio. Come diciamo sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP e buona giornata a tutti. Viva Sant'Antonio! Sempre. Viva le donne.